Buonasera a tutti cari amici del Go. Allora faccio questo brevissimo intermezzo prima di pubblicare il prossimo video, con il quale spero di uscire entro la fine di luglio, visto che ho qualche giorno di ferie, la famiglia è in vacanza, per cui probabilmente riuscirò a dedicare qualche ora in più a questo progetto. Allora, questo intermezzo semplicemente per condividere con voi un po' di informazioni relativamente al mio equipaggiamento, chiamiamolo così, per giocare a Go, e anche un paio di memorabilia, giusto così, per farvele vedere. Allora, cominciamo innanzitutto col dire che io gioco a Go da parecchio tempo, circa dal 2000, solo che la mia applicazione è stata incostante. Non ho giocato dal 2000 per periodi continuativi. A singhiozzo ho giocato comunque spesso e ultimamente nell'ultimo anno e mezzo ho ripreso in maniera abbastanza importante. Ho fatto parte di alcuni club che continuano tuttora a trovarsi, ma purtroppo con le mie tempistiche riesco a dedicarci poco tempo, per cui gioco molto spesso in internet cercando di far tesoro comunque dell'esperienza. Allora, volevo farvi un po' una carrellata di quella che è stata la mia esperienza con il materiale. La dovuta premessa è che il gioco del Go, in virtù della sua semplicità, si presta ad autocostruirsi, per cui con oggetti molto semplici, quasi direi di tutti i giorni, è possibile comunque creare un equipaggiamento per poter giocare a Go. Io vi mostrerò quello che è il mio e poi voi siete liberi di trarne eventualmente ispirazione oppure di acquistarlo presso i negozi online. Ce ne sono tantissimi, qui giù in descrizione vedrete alcuni esempi. E cominciamo quindi col mostrarvi il più banale dei metodi. Questo l'ho cominciato quando ho proprio cominciato, un banalissimo foglio di carta stampato con dei tappi di bottiglia per fare le pietre. Ecco, già con questo metodo si può cominciare un po' a giocare a Go e a sgrezzarsi magari con qualche amico. Però dopo un po' questa cosa mi andava un po' stretta e quindi ho deciso di fare il mio primo acquisto, ed è l'unico acquisto che ho fatto totalmente. Nei primi anni 2000, appunto, la Dal Negro, non lo so se succede ancora, se lo commercializza ancora, ma la Dal Negro commercializzava un set di Go molto basilare. Il set di Go della Dal Negro è questo che vi faccio vedere in questo momento. Come potete vedere, il Goban è molto piccolo e le pietre, che sono queste qui, sono molto molto piccole. Io, non avendo mai visto un Goban e delle pietre di Go prima di allora vere, ero convinto che questo Goban fosse il non plus ultra, ma in realtà queste pietre del Go, che sono grandi come delle Smarties, precisamente 1 centimetro e 2 millimetri, ok, a me sembrava di avere in mano chissà cosa. In realtà era un gioco molto difficile quello di riuscire a posizionare le pietre nel Goban, soprattutto quando cominciavano a essere molto fitte, perché si andavano a urtare tutte quante. Però io comunque con questo Goban sono riuscito a fare un po' di strada. È successo che poi un mio collega e amico, che poi è anche colui che mi ha un po' introdotto al gioco, ha acquistato per la prima volta online delle pietre. Allora, le pietre che aveva acquistato lui erano delle semplicissime pietre di plastica, che sono quelle che vado a farvi vedere adesso. Eccole qua. Questi due barattoli che sembrano del sale e del pepe in realtà sono dei tipi di pietre molto basilari e molto economiche, che però danno la possibilità di fare le prime partite. Ecco, come vedete, queste pietre sono un po' più grandi e sono lenticolari. Queste cominciano, seppur nella loro semplicità ed economicità, cominciano a rispecchiare un po' quello che sono le pietre tradizionali del gioco del Go. Vedete? Sono 21 mm. Ok, ecco, 21 mm sono una misura più o meno standard per
per cominciare a giocare in modo più agevole. Certo, con delle pietre così grandi mi mancava il goban, allora visto che il tempo era di ristrettezze economiche e avevo già intuito che comunque costruire un goban artigianale non fosse una cosa così difficile, decisi di costruire un goban che fosse anche quanto più bello esteticamente, ed è questo che vi faccio vedere ora. Eccolo qua, ispirato quindi ai goban tradizionali, vedete, con le zampe sotto, con un certo spessore, e questi quadrati disegnati rigorosamente a mano. Ho utilizzato un po' di parquet che mi era avanzato in bambù, e le linee del goban rispecchiavano esattamente la misura delle pietre che avevo appena acquistato. Qui ci ho fatto moltissime partite, però questo goban è effettivamente un po' impegnativo. Piccolo aneddoto sulle righe del goban. Allora, le righe del goban, nei goban tradizionali, non sono perfettamente quadrate, ma hanno un lato, come potete vedere, questo lato qui è un po' più lungo, ovvero le linee in questa direzione sono un po' più lunghe, per cui sono dei rettangolini. Perché questo? Perché quando ci si abbassa e ci si siede, per cui si guarda il goban in prospettiva, la prospettiva accorcia un po' le linee, per cui all'occhio di entrambi i giocatori risultano alla vista esattamente quadrate. Altro piccolo aneddoto sulle pietre, non in questo caso qui, le pietre hanno delle dimensioni anche queste diverse. Generalmente le pietre nere, nei set di pietre ovviamente di un certo livello, di una certa qualità, le pietre sono un pochino più grandi di quelle bianche. Perché? Perché il nero tende a fuggire via all'occhio, per cui se fossero esattamente uguali alla vista sembrerebbe che il nero fosse un po' più piccolo del bianco, allora sono lievemente più grandi. Benissimo, questo singhiozzo non è finito però, perché cominciavo ad aver voglia di acquistare delle pietre un po' più, diciamo, serie. Allora mi è capitato durante un torneo a cui ho partecipato di trovare queste pietre che conoscete benissimo. Queste pietre che conoscete benissimo, eccole qui, e sono quelle che utilizzo in tutti i video tutorial. Queste sono pietre di vetro, sempre lenticolari e sempre con una dimensione paragonabile a quella di quelle di plastica, però un po' più grandi. Queste qui sono 22 mm. Ecco, con queste pietre da 22 mm che si avvicinano ancora di più alla grandezza delle pietre, quelle diciamo di alta qualità, ho avuto un problema con questo goban, perché quando le pietre sono posizionate nel fusecchio all'inizio partita, quando sono tutte quante ben distanti, nessun problema, ma quando il goban comincia a essere pieno, alla fine queste pietre si spingono via una con l'altra, per cui gli incroci un po' alla volta sono sovrappopolati, e vedete che già qui, per farne stare 3 sui rispettivi incroci, le pietre si toccano tutte quante. Questo, oltre a essere molto antiestetico, è anche dal punto di vista logistico un po' difficile da gestire, perché basta veramente urtarne una per mandare via tutte le altre. Le pietre nel goban devono restare sempre un po' separate, allora il gioco è anche più bello da vedere e da giocarci. Per cui, qual è stata la mossa successiva? Beh, la mossa successiva è stata quella, adesso per le pietre un po' più grandi, vedete, sciro bianco, culo nero. Il passo successivo è stato quello di fare un altro goban, però invece di fare un goban simile al precedente, che era bello ma comunque un po' scomodo da utilizzare, questa volta ho deciso di fare un goban un po' più pratico, e anche questo goban lo conoscete molto bene perché è quello che utilizzo nei video tutorial. Il goban è questo qui, e voi direte ma com'è possibile che sia quello? Beh, questa è, diciamo, un'invenzione mia, non è che abbia inventato niente, ho semplicemente avuto
una piccola intuizione. Sono 4 pannelli che formano il Goban e per tenerli insieme ho comprato dei magneti molto potenti, vedete, allora lo si assembla in questo modo qui, tanto una volta che il Goban è composto lo si tiene lì dov'è, non è che si debba fare chissà cosa, vedete, si attacca con i 4 magneti, eccolo qui, e il Goban è bello che è composto, eccolo qui. E su questo Goban voi avete visto tutti i tutorial che io ho fatto fino adesso. Non so se lo si nota dall'inquadratura, però effettivamente questi incroci sono un po' più grandi e la partita è giocata in maniera molto più fluida, diciamo, dal punto di vista logistico. Lo avete sicuramente intuito, anche perché tutti i video che ho fatto fino adesso li ho fatti sfruttando questo Goban smontabile, vedete, e le pietre di vetro. Siamo giunti quasi alla conclusione di questo piccolo excursus. Parallelamente quindi alla costruzione del primo Goban, quello solido, quello diciamo con cui giocavo con le pietre di plastica, avevo fatto anche un Goban di studio. Ne avevo fatti 2, allora uno sempre di legno 9x9, questo l'ho utilizzato nei primi video in cui vi insegnavo le basi sul 9x9, molto semplice anche questo da realizzare. E poi diciamo, guardando bene come si piegava il metodo di piegamento del tabellone del Monopoly, che si piega in 4, ho deciso di fare questo qui da studio portatile che utilizzo molto con le pietre di plastica perché è leggerissimo, le pietre di plastica sono leggerissime, lo utilizzo per andare in giro anche quando vado in vacanza per studiarmi tutte le varie cose. E questo appunto è un Goban che, come potete vedere, si piega in 4 punti, è cartone, questo effetto legno per così dire l'ho realizzato attraverso quella carta adesiva che si utilizza generalmente per foderare i mobili, le porte e quant'altro, per dare un po' l'effetto legno, anche se non era necessario, però almeno così è venuto un po' più esteticamente un po' più gradevole. È vissuto, per cui l'ho già riparato, ho dovuto mettere dello scotch eccetera, però insomma qui avete tutte le coordinate, vedete, e qui potete fare le vostre partite a Go con il vostro Goban portatile. Sopra questo Goban allora vi mostrerò quindi il mio unico torneo, il primo torneo che ho fatto e che sono tornato a casa con una buona soddisfazione. Sono risultato il miglior esordiente, era il primo torneo che facevo e con questo trofeo e con questo torneo sono riuscito a portarmi a casa anche un ranking sull'European Go Federation con un grado di 17Q, questo nel 2011. Ora molto probabilmente il mio grado Q ufficiale a livello EGF è cresciuto e secondo i miei calcoli adesso io dovrei essere intorno all'8º Q. Qui lo dico e qui lo nego, magari un giorno qualcuno potrà smentirmi, anzi se vorrete giocare con me sarò ben felice di giocare con voi. In un secondo torneo dove ho vinto il titolo di miglior prestazione, ho vinto invece questa piastrellina con l'ideogramma del Go. Bene, quindi un video un po' così, diciamo, intermedio tra il logistico, il tecnico e il memorabilia. Questo è quanto avevo da dirvi. Il prossimo video che ho già cominciato a girare sarà sicuramente quindi il terzo capitolo il quarto capitolo del libro di Toshiro Kageyama. È un capitolo tosto perché è lungo almeno quanto gli altri, però ha dei concetti importanti, sto cercando di metterli giù al meglio possibile per non leggervi il libro di Kageyama lettera per lettera. Quello che ho fatto fino adesso è sempre stato quello di cercare di far miei i concetti e cercare di semplificarli un attimino in modo che la cosa diventi più fluida e corrente per tutti. Vi ringrazio quindi per l'attenzione, buon divertimento col gioco del Go, mostratemi anche voi la vostra attrezzatura, mandatemi qualche idea, insomma siamo qui per questo. Grazie ancora, arrivederci e alla prossima!